appena partito, cioè deve ancora partire, sta partendo adesso, quindi è un po' presto per fare delle valutazioni, però mi sembra che cioè, sia partita bene, comunque è un'iniziativa lodevole. È utile inserire i cassonetti perché con i sacchi purtroppo a volte c'è sporcizia, resti se non passano in tempo oppure se i sacchetti non sono quelli specifici. O li rompono appunto i cani o i gatti e così il vicolo o le strade si sporcano e non è igiene, ecco, non è igienico. Intanto una diversificazione totale della raccolta e poi soprattutto un riutilizzo reale delle risorse. Quindi ad esempio penso all'olio, alla raccolta dell'olio esausto per alimentare i mezzi del comune, i mezzi municipali. Ritengo che una raccolta fatta così, voglio dire, necessiti di tempi lunghi per instaurare una cultura della differenziazione dei rifiuti. E poi voglio dire c'è sempre chi nel cassonetto grande e inosservato butta dentro quello che vuole, quindi la ritengo poco efficace e oltretutto mi costa lo stesso. Allora a questo punto varrebbe la pena fare il porta a porta, quindi costringere il cittadino, perché comunque è verificabile la sua raccolta, a un impegno maggiore e ripeto, visto che è comunque un introito per la comunità, renderlo gratuito o fortemente abbattuto rispetto all'attuale imposta. Penso che per tantissima gente sarebbe comodo effettuare una raccolta spinta senza troppe difficoltà, certo che se si riuscisse a fare la raccolta porta a porta, ecco che riusciremo ad avere garanzia di un risultato ottimale. Si vuole migliorare l'efficienza del servizio, perché penso che, cioè almeno nella mia città, farlo settimanalmente come la raccolta del cartone da porta a porta e dai cassonetti sia troppo poco. Ci voglio almeno 2 volte alla settimana perché si riempie tutto, bisogna lasciare fuori, ed è un po' brutto da vedere più che altro. Quello che secondo me a volte è carente e potrebbe essere migliorato è l'informazione al cittadino, all'utente, soprattutto ci sono alcuni prodotti, diciamo così, che lasciano sempre molti dubbi su come differenziarli. Per esempio ho scoperto recentemente che gli scontrini fiscali che vengono fatti nei bar eccetera non andrebbero messi nella carta perché l'inchiostro degli scontrini praticamente ha delle sostanze chimiche che rovina il riciclo della carta, per cui è una cosa che ho scoperto all'estero perché me l'ha detto una persona che fa la cosa differenziata all'estero e l'ho scoperto da lì. O uno si mette a cercare su internet, ma dubito che la nonnina di 40-50 anni o di 60 anni si metta a cercare su internet come differenziare bene una cosa. Insomma. Sicuramente in qualcosa si può migliorare, forse nelle infrastrutture diciamo sparse, cioè nei cassonetti sparsi per la città, ecco, nei punti di raccolta, questo potrebbe essere insomma. Si potrebbe fare e si dovrà fare ancora di più, perché mi pare noi siamo al 55-60%, si potrebbe raggiungere livelli ancora più superiori se c'è la collaborazione chiaramente del cittadino, perché parte tutto da lì secondo me. Se il cittadino non viene educato a fare ciò, chiaramente dopo non si ottiene il risultato finale. Penso che appunto si potrebbe comunque fare di più perché vedo che non tutti lo fanno e soprattutto, ripeto, questi stranieri non hanno proprio la cultura assolutamente o se ne fregano, non lo so. Credo che migliorare significa semplicemente mettere a disposizione probabilmente più impianti perché molte di queste frazioni finiscono fuori regione, quindi con dei costi che poi si trasferiscono ovviamente ai cittadini. Per me vanno bene e anche la gente ha cominciato a imparare, diremo, a non buttare tutto per la strada. Vedo anche della gente che va sui piccoli contenitori a buttare via la cicca. È già un bel vedere, ecco. Cioè, a me piace la gente, cioè, che le cose siano pulite, cioè, il mio mestiere era di comandare la nave, quindi tutto partiva da me e vedo che anche qui, specialmente in Udine, io non sono udinese, che le cose vanno alla meno peggio. Cioè
Udine è più pulita di Venezia.